potrei stare qui a parlare per ore e ore di Shoah, ma mi astengo perché la Shoah non si può strumentalizzare. Esatto. Vergognosamente strumentalizzare, non ci si può sognare perché si fa il carnevale nella giornata della Shoah. Quelli che parlano di strumentalizzazione cosa fanno il 27 di gennaio? Si chiudono nella cameretta? Lo dice uno che, insomma... In Israele suona all'orario prestabilito una sirena, non il 27 gennaio, è un'altra data che non sto qui a tediarvi. Israele si ferma completamente, qualsiasi il posto dove uno si trova si blocca e rimane fermo per un minuto, il tempo necessario per ricordare, poi l'attività riprende. Allora sentire parlare di Shoah come di una giornata terribile, che tutto da parte di quanti magari sfilano con le bandiere palestinesi vicino ad altri soggetti che sparano contro Israele, questo mi fa veramente un po' così rizzare i peli dall'ascella, ok? Perché la strumentalizzazione questa non è, secondo me. Perché? Perché se il 27 di gennaio c'è la sfilata dei carri allegorici a Fiume Veneto, in tantissime altre città italiane il 27 di gennaio c'è la sfilata dei carri allegorici, penso a Venezia, ma penso anche a altre località con sindaci del Partito Democratico, per tutto parte dal Partito Democratico, o sbaglio? Sì, da che mi risulta sì, direttore, e lo dico io, nel senso che ho visto, o meglio, sono stata contattata dai giornalisti che mi hanno appunto riferito di questo comunicato ricevuto dalla segreteria del PD di Pordenone. E ero stata in realtà interessata della questione nel pomeriggio perché mi hanno girato dei commenti che poi sono stati prontamente eliminati dall'amministratore del gruppo, dei commenti alla nostra notizia appunto del 27 di gennaio, della sera del 27 di gennaio per i carri allegorici, e commenti con i quali venivamo appellati come striscianti fascisti e via dicendo, da persone tra l'altro candidate nell'ultima tornata elettorale con una lista civica, penso per assonanza di nome, mi viene da dire riconducibile al partito, ecco. Spiace molto, spiace anche perché queste stesse persone che, come ha giustamente detto lei, strumentalizzano, quando ogni anno il 27 di settembre il comune di Fiume Veneto prevede un momento di commemorazione, un momento di ricordo, queste persone non ci sono mai. Ecco, credo di il giorno della memoria magari si dimenticano di cosa si tratti. Esattamente, e fomentare odio come quell'odio che ho visto in quelle parole, che ho visto tante volte, perché poi sa che gli autori sono sempre gli stessi, ecco, va contro tutto ciò che è ricordare cosa hanno subito ad Auschwitz, piuttosto che a Dachau, piuttosto che... Ma fa comodo tirar fuori dal cilindro questi temi quando si deve invece contrastare politicamente altri. Io invece rimango in silenzio, ma non è che il 27 di gennaio l'Italia si fermi, come dico, quando c'è il giorno della memoria per ricordare, no, le foibe, qualcuno magari dice sempre di questi qui che non sono esistite o che mancano le prove, ma mi fermo qua perché sarebbe troppo lunga, poi continuo.